Buongiorno, eccoci qua. Oggi faccio una piccola recensione di questo libro. Uno dice, ma sì, dai, il solito libro, guarda l'indice, le solite cose, insomma, cosa c'è di nuovo? Cioè, tutte queste cose si trovano su internet, così perché devo comprare un libro? Beh, devo dire una cosa, io sono uno che legge molto e scrivo, oltre a suonare, insomma, chi mi segue sa, però c'è sempre da imparare. In questo libro davvero ho imparato molte cose nuove, molte cose che comunque per la formazione di un musicista sono importanti. Me lo sono divorato questo libro, come anche quello prima di Massimo Bonelli. È veramente scritto bene e ci sono delle cose cioè molto difficili, però spiegate in maniera molto semplice, che è quello che fa un divulgatore, quello che facciamo noi divulgatori quando parliamo, facciamo dei seminari, degli incontri col pubblico. E niente, vabbè, Massimo Bonelli è un guru, un'istituzione per quanto riguarda alcune produzioni, alcune rassegne come dedicate a quelle a Lucio Dalla, direttore artistico del Primo Maggio, Casa SIAE a Sanremo in cui ho suonato un paio di volte. Insomma, questo libro è molto bello, scusate la voce, ma ho un raffreddore da un mese. Mamma dice mangia arance, ma questa arancia mi sa che ci vuole vitamina C 3.0 forse. Vabbè, comunque, è bello perché ripercorre un po' la storia della musica, quindi è un po' una storia della musica, un po' delle citazioni a filosofi, economisti come Adorno ehm, e tanti altri. Poi ci sono delle chicche che riguardano anche insomma, la sua vita privata, insomma, dei cappelletti, dove insomma, fa capire che la musica è parte integrante della sua vita e della sua famiglia e di tutti quelli che lo circondano, dei compagni, insomma, di quello che ha creato lui. I capitoli sono fantastici, cioè già i titoli, citazioni a poeti, a musicisti, a tante. eh, Ad esempio, vediamo, Up Patrios to Arms, vabbè, la dedica 100 1000 superfan, Pirandello, Yes and No My Way, insomma, già dai titoli è divertente questo libro. All You Can Eat, It, però scritto con la H, non EAT, H-It, quindi insomma, poi abbiamo capito che a Bonelli piace Vasco Rossi da questo libro, perché insomma cita spesso Vasco Rossi. E niente, si parla in questo libro, è diviso in diverse parti. Quindi nella prima parte c'è un'evoluzione della musica, racconta la musica come è cambiata, quindi dal grammofono, dal vinile fino ad arrivare allo streaming. Con dei titoli accattivanti, l'orizzonte degli eventi, insomma, per chi mastica di scienze sa cos'è l'orizzonte degli eventi. E questa prima parte. Alla seconda parte invece si punta più a un punto di vista economico, infatti dice la musica nell'economia dell'attenzione, cioè che la musica si è spostata comunque non solo al fatto di fare musica, ma è diventata, tu devi creare una specie di fan base, quindi devi creare un mondo intorno a te che ti segue, e anche se pochi ti seguono, però è importante, perché magari quei pochi sono quelli che investono di più, piuttosto che avere 1 milione di follower, però insomma, che tra virgolette pagano meno, invece è meglio avere una fan base di poche persone, ma insomma, che comunque ci credono e finanziano il tuo progetto. Infatti poi fa discorsi di mecenati, che erano i mecenati, cioè coloro che finanziavano un progetto musicale, un qualcosa di artistico. E niente, poi ci sono altri capitoli dove si parla di l'artista dell'era digitale. Qui c'è un capitolo appunto Yes I Know My Way, dove c'è una cosa che mi ero segnato molto bella. Eh, ecco qui, dove dice ogni post, ogni storia, ogni aggiornamento può generare risonanza e ampliare la portata e l'impatto della narrazione. Questo modello avvantaggia l'economia delle piattaforme, ma trasforma gli artisti in produttori di canzoni a ritmo continuo. Non tiene conto dei tempi creativi e dei bisogni personali, stressando l'ispirazione
è l'espressione artistica in funzione di ciò che è necessario fare per rimanere rilevanti. Che significa che spesso un artista oggi deve essere sempre in pista, quindi ogni mese, ogni anno deve buttare situazioni, altrimenti si perde quell'extra artistico, secondo la filosofia di oggi. Però in realtà lui dice, se uno produce sempre, poi non produce più roba di qualità, cioè tra un evento e l'altro ci deve essere sempre un po' di un distacco, insomma un momento un attimino di rilassamento, di riflessione. Buttare sempre cose fa bene sia all'algoritmo, quindi fa guadagnare sia ai produttori, alle case che ci stanno dietro, più che altro alle case algoritmiche, quindi che ne so, Spotify piuttosto che servizi, altri tipi di servizi, però si perde un po' di quella qualità di cui un artista ha bisogno a volte, deve un disco ogni 2 o 3 anni, magari c'è qualcosa di nuovo. Perché dice altrimenti se non fai così sei fuori dai giochi, se non sei sempre in pista c'è sempre un altro che insomma così. E quindi questo è molto bello questo passo, perché insomma per creare, per fare qualcosa ci vuole una certa maturità, una riflessione, ci vuole un attimo di riposo. E così, poi abbiamo lo spettacolo dietro lo spettacolo dietro lo spettacolo, in cui insomma c'è il dietro le quinte di chi organizza, quindi chi fa booking, chi fa i concerti, chi organizza i promoter, i contratti discografici, insomma diciamo, l'economia della musica dove si guadagna non facendo magari il musicista ma facendo altre cose, però sempre attorno alla musica. Poi 100.000 canzoni al giorno, qui si pone il problema, sapete che oggi nel mercato digitale forse vengono importati circa 80-100.000 brani al giorno. Sapete che significa 100.000 brani al giorno? Facendo un conto su 365 giorni sono circa 36 milioni e mezzo, ragazzi, di brani all'anno. Una volta uscivano 50 dischi all'anno, 50 dischi per 10, 500 brani. Ora sono 36 milioni. C'è una vasta scelta, sì, uno può scegliere perché può scegliere anche cose del passato mai sentite, però c'è anche un miscuglio. È una situazione un po'. E qui presenta tutto quello, il panorama di quello che offre la musica. Ad esempio Spotify parla di YouTube, ora poi il Content ID, chi è YouTuber come me ho circa 6 milioni di visualizzazioni e quindi guadagno qualcosina, però spiega bene in dettaglio come funziona il Content ID, il value gap, Twitch, insomma tocca la sfera più dell'informatica, quindi informatica, algoritmi, cioè tutto quello che riguarda la fruibilità dei contenuti, in maniera sempre molto semplice, ragazzi, quindi questa è una grande dote. Poi c'è l'Emilia e una musica, dove qui insomma inizia raccontando, cioè dicendo che la musica fa parte ormai, è integrante di tutti, della vita, anche se non vuoi ascolti musica, quindi ormai la musica è entrata a far parte di tutto. E poi c'è Coordinate per il futuro, insomma dove si sta spostando la musica, parla di Suno, dei problemi che Suno ha avuto quando gli hanno fatto causa perché aveva imparato, anzi aveva insegnato al proprio modello ehm, a scrivere musica, ma come? Ma imparando da miliardi di brani di cui lui doveva avere il permesso su uno. E qui c'è stata una causa, insomma, che ancora non si sa come va a finire. Ne avevo parlato anche in un articolo sul giornale. E niente, quindi parla dell'intelligenza artificiale, di come questa potrebbe essere un rischio o meno, e di come comunque alla fine oggi c'è molta possibilità con internet farsi vedere, e la creatività ancora di più può servire per accumulare più elementi in comune, e che se uno vuole può diventare imprenditore di se stesso, perché alla fine oggi si deve diventare imprenditore di se stesso anche nella musica. Quindi tu devi crearti qualcosa, devi far camminare le tue idee, devi far andare avanti.
come facciamo tutti noi, content creator di YouTube. Io suono, scrivo, parlo di scienza, di matematica, di musica, creo, cerco di diventare un piccolo artista, un piccolo imprenditore di me stesso. È difficile, però se mai ci provi, cioè devi comunque capire che oggi sei tu. Sì, c'è sempre chi ti aiuta, sì, ci può essere una manager, così così, però parte tutto da te. E secondo me più studi oggi, più ne sai, meglio è. E poi questo libro mi piace perché cita delle cose che io ho sempre avuto, degli oggetti che ho sempre avuto con me, tipo la storia della musica, di come la musica è stata registrata, tipo c'è il Walkman che io conservo, vedete? C'è questo musicassette, questo del CD, ne ho anche altri, più vecchiotti. Poi quando cita i video, cita i cellulari, mi sembra citasse il Nokia, quando si era costruito il suo quartiere generale, dice, io questo qui avevo questo, l'Alcatel, ma ne ho altri. Le cassette dei videogiochi, quando cita la musica e i game, cita il mio amico, dove è andato a finire, ragazzi? Se ne è scappato Super Mario, lo troverò, eccolo qua. Pi. E con le cassettine, vi ricordate le cassettine? Così si ricorda i giochi che andavano sul Commodore 64. E niente, quindi è un libro bellissimo, io ve lo consiglio, quindi scusate se mi sono dilungato, ma ci tenevo a, insomma, a far presente che alcune volte ci sono dei libri meravigliosi, che pensi di saperne invece non ne sai niente, quindi questo libro, questo libro lo dimostra. Quindi mi raccomando, compratelo, mettete mi piace su questo video.